Trema il mondo del turismo. La variante Delta del Covid-19 dilaga e a Vicenza chi ha prenotato un viaggio si pone mille dubbi e se magari non disdice la prenotazione almeno temporeggia. Ho due pratiche in partenza per l'estero, per ora stanno temporeggiando e capire come sta andando lo sviluppo. Vacanze a cui i vicentini al momento sembrano non voler rinunciare, cercando di districarsi tra nuove ordinanze, Green Pass e documenti richiesti nei vari paesi di vacanza per poter entrare nel paese stesso. Diamo assistenza ovviamente a tutti i nostri clienti, dall'inizio alla fine. Non nego che riceviamo anche tante chiamate di gente che si è arrangiato e che vuole avere informazioni. È sempre più difficile, ogni giorno ci alziamo con un decreto, con una news nuova. Spagna e Grecia continuano a rimanere le mete più gettonate tra chi sceglie di volare, restano poi confermate Sardegna, Puglia e Sicilia e ancora Toscana e le spiagge del Conero. Turisti che vanno, turisti che vengono e a Vicenza, città del Palladio, sembrano non mancare come questo gruppo misto di francesi, belgi e spagnoli ai quali abbiamo chiesto se con il Green Pass è cambiato qualcosa. Pas du tout, on nous a... No, niente, nessuno ci ha chiesto se avevamo il Green Pass, abbiamo riempito tutta una serie di documenti particolari, ma nessuno ci ha chiesto niente, tutti abbiamo il Green Pass. Personne ne nous a rien demandé. Tutti vaccinati con Green Pass, come anche la guida turistica che finalmente è tornata a lavorare. Vaccinata, Green Pass, tutti e due vaccinazioni, a posto. Ma vede un cambiamento nei turisti oppure continuano le prenotazioni? Continuano, stanno venendo, sta andando sempre meglio.